2014, qui a Valdagno, abbiamo presentato il libro di Giovanni Ziccardi. Il titolo era Entro 48 ore, un'esperienza di downshifting tecnologico. L'autore, che è uno dei massimi esperti di hacking e di tecnologie informatiche, cercava di capire se poteva esistere un modo sano di far convivere la società di informazione con aspetti della nostra vita che stiamo trascurando. Lui ci aveva portato la sua esperienza che l'autore gli aveva pagato per 6 mesi un alloggio nella Foresta Nera e quindi raccontava questa sua esperienza downshifting tecnologico, come cercare di liberarsi della tecnologia o non esserne schiava. Oggi invece presentiamo il libro di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, Tienilo acceso, che affronta in modo diverso ma lo stesso argomento con una prospettiva completamente diversa. Sono passati quasi 5 anni e la comunicazione online è diventata sempre più presente nel nostro vissuto quotidiano. Ma a differenza di allora, confesso che mi convince molto di più questo approccio. Non si tratta di demonizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma di capire come funzionano, quali regole e comportamenti adottare per una buona comunicazione che poi vuol dire avere buone relazioni. Però alla fine il messaggio che io ritengo più forte che esce dal libro, da parte dei due autori, è il richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi nel poter cambiare in meglio le relazioni a tutti i livelli, sia online sia offline nella vita concreta, e a non delegare ad altri quello che invece possiamo fare noi. Io mi auguro veramente che ci saranno tante ristampe di questo libro che dovrebbe essere letto, studiato sicuramente nelle scuole superiori. E se mi posso permettere un suggerimento, ma tanto nella ristampa mi piacerebbe, ma l'avete già detto voi in un'intervista, che al posto del sottotitolo ci fosse questo Tienilo acceso, un sottotitolo un po' diverso, perché mi sembra che potrebbe rappresentare meglio anche per il lettore la comprensione. Ed è, io metterei, vivere felici e connessi. Mi sarebbe piaciuto di più, perché è un po' il senso anche del tentativo che fate voi di presentare la possibilità di avere una buona comunicazione online e essere felici. Poi se lo raggiungiamo, obiettivo è un altro discorso. Allora, grazie a Vera Gheno e a Mastroianni che sono venuti a trovarci e siamo veramente contenti della vostra presenza. Grazie. Vera Gheno è una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, traduttrice, collabora con l'Accademia della Crusca, insegna all'università e in una parte del libro si sente veramente la sua presenza dal punto di vista dell'importanza della parola. Accompagnata nella stesura del libro da Bruno Mastroianni, un filosofo, giornalista, social media manager di Superquark e anche della Grande Storia e tante altre esperienze. Quindi abbiamo due personaggi veramente importanti, ci possono dare un aiuto nella comprensione di quello che sta avvenendo nel mondo della comunicazione. Tutto verrà coordinato da Filippo Nani, che è presidente della MAI Public Relations Lab e consigliere nazionale della FERPI, che è un'organizzazione importante nelle relazioni pubbliche. Ecco, io mi fermo qui nella presentazione perché mi diceva Bruno che i curriculum che funzionano sono quelli di 3 parole massimo. Una sarebbe il massimo. Massimo, Totò. Ok, allora grazie in modo particolare, mi dilungo un attimino, nel ringraziare il nostro sponsor della serata. Perché? Perché intanto è una novità, almeno come brand, anche se chi l'ha ideato è un nostro amico, un altro sponsor con un altro nome, la Sitec, è Leone, qui presente, ed è autore di
quella app, se volete, oppure potremmo dire una piattaforma meglio, web, che serve a pubblicizzare tutti quelli che sono gli eventi, le attività, gli incontri di tipo culturale, musicale, feste locali, anche offerte commerciali, rivolte ovviamente al pubblico e con la possibilità di poter interagire, cioè di poter inserire all'interno di questa piattaforma altre attività. È una piattaforma che si può utilizzare gratuitamente mediante anche l'utilizzo di un'app, vi dà la possibilità in qualunque luogo voi siate, nella vicinanza di 10 km o anche più, di scegliere la tipologia di spettacolo oppure di attività che vi interessa, ed è una attività che io ritengo estremamente importante, soprattutto per esempio per un'associazione come la nostra che fa attività culturali, perché ci permette di essere a conoscenza di quello che sta avvenendo nel territorio. E io oggi sono andato a vedere, c'è anche l'attività, la serata della presentazione del libro, quindi ho detto vale. Avete controllato, perfetto. Oltre a ringraziare l'amministrazione comunale che ci permette di utilizzare questa sala, e ricordando a tutti che abbiamo in fondo la possibilità di acquistare anche un libro, il libro questo, tienilo acceso, e darei la parola all'assessore Magnani che porta un saluto dell'amministrazione e un grazie a voi tutti per la vostra presenza e un grazie ai nostri ospiti che poi ci racconteranno del libro. Grazie. Buonasera, io non ho tutte queste cose assolutamente importanti da dirvi, però è con piacere che vi saluto a nome dell'amministrazione comunale e del sindaco di Valdagno, e nel salutarvi posso dire di avere, mentirei se dicessi che ho letto pagina dopo pagina tutto, ma che ho letto molto del libro, lo posso dire, e nel leggerlo uno si chiede sempre cosa posso portare come contributo. A me piace portare contributi anche che vengono dall'esperienza, e nel secolo scorso, che bello dirlo così, quando ho iniziato ad insegnare, era la fine degli anni 70, e un linguista che viene citato nel libro, Tullio De Mauro, insieme ad altre persone che erano molto legate a un concetto e a una volontà di riformare la scuola in senso democratico, erano un po' i nostri ispiratori, soprattutto Tullio De Mauro con la sua famosa frase non uno di meno, ma insieme ad altri che ricordo avevano scritto un libro bellissimo, I bambini che si perdono nel bosco. Sostanzialmente in tutti questi lavori e in tutta questa impronta educativa c'era un grande interesse per tutto l'aspetto linguistico, perché l'aspetto linguistico è quello che poi si riteneva, io credo mai come ora sia vero, si ritiene l'elemento importante per fondare il pensiero, per la comunicazione, per interagire. Allora, nella mia esperienza ricordo un fatto che non ho mai cancellato, anche se ce ne sono stati altri di particolarmente o di molto significativi. Facevo un'attività che allora chiamavamo, che si chiama ancora penso, comprensione del testo, e dopo un lungo lavoro con un bambino che qualche difficoltà magari di comprensione del testo ce l'aveva, il testo riguardava Moby Dick. Moby Dick, la caccia alla balena, e per tutto il tempo abbiamo letto, ricostruito, e alla fine a un certo punto gli ho fatto questa domanda, ho detto ma sai che cos'è una baleniera? E lui mi guarda e dice ma certo, è una scatola delle bale. A quel punto, e non è una cosa che mi invento, non è una cosa vera,
e l'ho riferita per un qualcosa che dirò dopo. Ho capito che probabilmente o non avevamo letto, non avevamo approfondito, però quel valore che è la capacità di capire, la capacità di leggere e di ascoltare, e lì era stato un fallimento anche educativo. Perché ho riferito con questa cosa? Perché ho trovato a distanza d'anni, io sono una che non aveva mai avuto Facebook, un po' per tienilo spento. Da un certo punto dice, anche se non scrivo, guardo, no? Ho ritrovato il bambino della baleniera, che è molto attivo. Non so quale sia stato il suo percorso nella vita, però sono incerta tra costituzionalista, potrebbe essere anche un grande medico legato tutto al mondo dei non vaccini, potrebbe essere legato a tutte queste esperienze che noi conosciamo bene su internet, tutti sono esperti di tutto. E lo dico perché poi guardando, e sempre in riferimento al linguaggio, ero stata colpita nel mese di ottobre da un post che correva da un posto all'altro ed era condiviso, in cui ci invitavano ad andare dal nostro benzinaio di fiducia e chiedere una tessera che ci avrebbe permesso dal 1° novembre di non pagare più le accise, perché il nostro capitano sicuramente manteneva la promessa del non pagarle. Allora, siccome nel libro spesse volte si fa riferimento a un'informazione, quando è vera, quando è falsa, quando la verifichiamo, quali sono le maniere in cui la verifichiamo e le fonti da cui viene. Ma io, sapete, non saprei se sicuramente teniamo acceso tutta questa parte della comunicazione. Sicuramente abbiamo bisogno di fare un gran lavoro a questo proposito. E in rappresentanza dell'amministrazione, e chiudo, ricordo che il 7 di febbraio è la giornata contro il bullismo. Il bullismo e tutto quello che è legato al bullismo, quindi al rispetto, e credo sia quanto mai aderente alle tematiche che vengono affrontate anche questa sera. È una scuola di Valdagno. Giovedì mattina si troverà in piazza con i bambini assieme all'assessore che ha aderito a questa iniziativa, per dire che fin da bambini dobbiamo avere del rispetto. Ecco, io credo che questo sia un passo nel senso che i nostri autori hanno scritto, e cioè non c'è una forma diversa che l'educazione per poter non vedere quello che tutti comunemente vediamo se ci colleghiamo a un sito internet, non vedere più le offese, non vedere più gli insulti, non vedere più un certo tipo di linguaggio, perché poi il linguaggio è pesante, ma può sempre essere bypassato, come giustamente diceva il libro. E a questo proposito, e veramente chiudo, mi viene in mente un bellissimo monologo di Paola Cortellesi nel marzo dello scorso anno, che dice: sono solo parole, e le citava quando al maschile vogliono dire qualcosa, tradotte al femminile, sono intese, le riassumo in un'unica parola mignotta. Allora, se noi abbiamo la capacità, io credo, di far passare dei messaggi tra i ragazzi nella scuola e come genitori e come persone adulte lavoriamo per il rispetto, credo, non lo so se avremo una società migliore, ma abbiamo la speranza che in qualcosa in meglio la possiamo cambiare. Buona serata. Grazie, bene, allora tocca a noi. Premessa d'obbligo, sono due amici e quindi io sarò molto poco pungolante, ma siccome li conosco bene so che in realtà saranno essi stessi a offrire una serata molto interessante e molto stimolante per tutti voi, per cui non ho alcuna intenzione di fare nemmeno una presentazione del libro, eccetera, che vi consiglio di leggere, perché
è un ottimo decalogo per capire come stare in rete. E direi che, vista l'attività dei due, che io li ho conosciuti 2 anni fa, mi pare, sì, 2 anni fa ci siamo conosciuti proprio grazie a FERPI, che è la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiane, cioè l'associazione che raggruppa chi fa il mio mestiere di relatore pubblico. E da allora li seguo e sono praticamente presenti ovunque, cioè girano come delle trottole. Non solo in Italia, peraltro, ma anche all'estero, e questa cosa ovviamente ci fa molto piacere. Sono un po' come il professor Manzi del Non è mai troppo tardi, cioè che spiegano, aiutano a capire come ci si deve comportare online, anche partendo dalle basi, dalle cose più semplici, perché è sbagliato dare qualcosa di scontato. E nella presentazione di Eliseo piuttosto che dell'assessore si sottolineava il fatto della responsabilità di ciascuno di noi, e ad esempio l'assessore citava Tullio De Mauro, che riprendo proprio perché io vorrei lanciare ai miei 2 ospiti il primo stimolo, che parte proprio da alcune considerazioni sul livello di alfabetizzazione digitale nel caso del libro, però poi più in generale della popolazione italiana. Cioè un dato che diceva il 70% degli italiani è analfabeta. Questo articolo è un pezzo della Stampa di 1 anno fa, non credo che le cose siano cambiate molto, ma sostanzialmente si dice: sempre più persone fanno fatica a capire, a comprendere i testi che leggono. È una cosa che mette i brividi, perché se tu pensi che cominciamo ad avere problemi di comprensione di quello che leggiamo, siamo messi male. Però appunto il professor De Mauro diceva che più del 50% degli italiani si informa o non si informa, vota o non vota, lavora o non lavora, seguendo soltanto una capacità di analisi elementare. E in questo l'Istat poi conferma che il 18% degli italiani, cioè 1 su 5, in un anno non ha aperto nemmeno un libro. Allora, dalla vostra esperienza in giro per l'Italia, nelle scuole, nei convegni di settore, ma non solo, insomma voi state facendo un lavoro che non a caso cito il professor Manzi, perché secondo me è anche molto utile dal punto di vista proprio della formazione e dell'istruzione nei confronti di tutti. Avete la percezione che siamo un paese che sta facendo, invece che i passi avanti, passi indietro su questa alfabetizzazione? Partirei da Vera per una questione di cavalleria. Allora, intanto buonasera, grazie di essere qui. Effettivamente è molto tempo che io e Bruno stiamo girando per l'Italia e non solo, e ci capita di parlare davanti a pubblici di ogni genere, e quando dico ogni genere intendo veramente di ogni genere. Noi passiamo tranquillamente dai ragazzini delle elementari a liceali, a studenti degli alberghieri, insomma un po' tutte le scuole, ma anche ordini professionali, aziende, conventi. E questo in parte risponde anche alla domanda che ha fatto Filippo. Perché? È vero, anch'io ho letto i dati Istat e li cito spesso. Un italiano su 2 non legge neanche un libro l'anno. C'è un altro dato, fra l'altro, che a me interessa molto di più perché ci mette in una prospettiva storica. Una famiglia su 10 non possiede libri in Italia, non ha libri in casa. Tranne uno, come amo sempre dire un po' scherzando, che non è più la Bibbia e non è più il catalogo l'elenco telefonico, ma è il catalogo Ikea. Quello c'è in tutte le case. Ed è anche scritto bene, per cui voglio dire, almeno quello, se uno leggesse almeno il catalogo Ikea potrebbe essere pure un vantaggio. Però, detto questo, i dati ci sono noti. In realtà, se noi parliamo con i pubblici che abbiamo davanti, è un po', come dice sempre Bruno, come quando il parroco si lamenta con le persone che sono a messa che le persone non vanno più a messa. Cioè, già chi viene venerdì sera con la pioggia a sentire la presentazione di un libro che parla di rete, merita una medaglia. Quindi vuol dire che non tutto è perduto, insomma, in altre parole.
E a dire il vero, noi questa situazione l'abbiamo vissuta letteralmente in tutta Italia, cioè dal nord alle isole, sempre abbiamo trovato delle persone che anche in momenti improbabili, anche, non so, dopo pranzo, durante l'orario della pennichella, oppure la sera, dove magari ci sono altre cose da fare, venivano comunque a sentire qualcosa che potevamo dire noi. Quindi, sì, i dati sulla carta sono quelli. Siamo un paese in cui pare che ci sia una discreta quota di analfabeti. Fra l'altro, su questo io vorrei dire una cosa. Non so se sapete com'è concepita la domanda sull'analfabetismo nel questionario Istat. Tullio De Mauro ci scherzava anche sopra su questa cosa, perché diceva è una delle poche cose che noi possiamo autocertificare, l'alfabetizzazione. Cioè, laddove abbiamo bisogno spesso di un certificato anche di esistenza in vita, avete presente, no? Che esiste il certificato che garantisce che siete in vita. Per certificare che siete alfabeti basta rispondere sì alla domanda: ma lei è alfabetizzato? Ora, immaginatevi quanti davanti a una domanda diretta hanno piacere di dire no, io sono analfabeta, analfabeta da 500 generazioni. Allora, ovviamente il dato Istat è noto che è falsato. Cioè il dato Istat dice di pochi punti percentuali di analfabeti in Italia. Infatti Tullio De Mauro ha a lungo lavorato con la AITLA, mi sembra, Associazione per la lotta all'analfabetismo, non mi ricordo com'era la sigla, AILA forse, comunque era l'Associazione per la lotta all'analfabetismo in Italia, e i suoi dati sono quelli che vengono riportati anche più di recente negli articoli, cioè c'è un 33% di analfabeti quasi totali, un 33% circa di persone che più o meno sono in grado di leggere e scrivere e fare di conto, ma in maniera piuttosto semplice, cioè se la frase va oltre le 2 righe già ci sono dei problemi di comprensione, se si va oltre la somma o la sottrazione o divisione di base già non funzionano le cose, e poi c'è un terzo degli italiani che è più o meno in linea con le esigenze poste dalla società dell'informazione, come la chiamava De Mauro. Quindi questo è il dato di fatto. Allora, davanti a questo dato noi possiamo avere 2 reazioni. La più comune è ci lamentiamo. Ci lamentiamo che, signora mia, questo è un paese in cui la cultura non vale più niente, che siamo in recessione culturale, che le persone sono non solo analfabete ma anche puzzano un po'. E questo lo vediamo bene online perché è pieno di imbecilli, come diceva Umberto Eco, no? E come diciamo noi all'inizio del libro, se ci fate caso, le persone che condividono sui loro profili social la frase di Umberto Eco sugli imbecilli, che più o meno dice: la rete ha dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima casomai parlavano al bar senza fare danno alla collettività, mentre adesso vanno online e pensano di avere lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. Allora, quando io condivido quella frase sul mio profilo Facebook o Twitter, in realtà succede una cosa strana, perché io in quel momento sono una delle imbecilli a cui la rete ha dato diritto di parola. Però nessuno si sente imbecille quando condivide quella frase. Tutti si sentono meglio di quelli che stanno stigmatizzando. Allora, uno dei problemi classici dell'Italia, non solo in questo settore ma in tutti, è pensare che sia colpa degli altri. Questa è una cosa che ci portiamo dietro da sempre. Sembra che ci siano dei cretini che sono altrove, mentre noi siamo la parte buona. E questa è una possibile reazione. Il problema è degli altri, io sono a posto. Oppure, e questo è, diciamo, il punto di partenza del libro che abbiamo scritto io e Bruno insieme, ci rendiamo conto che la questione dell'imbecillità, più o meno reale, ma ci tocca tutti, nessuno escluso. Se il problema è nostro e non è degli algoritmi, non è di Facebook, non è del governo, non è di qualcun altro, ma proprio nostro in quanto utenti della rete, che ci stanno più o meno dentro, ma su questo torneremo poi nel prosieguo, allora anche la possibile soluzione al problema sta nelle nostre mani. E parte da qualcosa di molto semplice. Parte da una competenza che abbiamo tutti, in maniera più o meno raffinata, ma abbiamo tutti, che è la competenza della parola.
Cioè noi abbiamo questa grandissima fortuna di essere gli unici animali che hanno il potere della parola. Solo che siccome lo acquisiamo in tenerissima età, cosa succede? Lo diamo per scontato. Cioè usiamo le parole molto spesso come vengono. Ora, quello che è successo con l'online è che una capacità che già avevamo e che usiamo nella vita quotidiana, assume un potere nuovo che è quel potere di amplificazione dato dalla rete. Cioè, se io dico una parola al bar, tocca un certo numero di persone. Se io quella stessa parola la metto su Facebook, tocca un numero molto più grande di persone, raggiunge un pubblico che in realtà io non posso controllare. Posso avere l'illusione di controllarlo perché dico, vabbè, l'ho messo su WhatsApp, su un gruppo chiuso, no? Quindi gira solo in un circolo ristretto, ma non è vero, perché non è mai stata così facilmente riproducibile quella parola come adesso. Quindi quella cosa che io dico, magari senza pensarci tanto bene, online, in realtà è come se diventasse immortale, riproducibile all'infinito e di solito, se non l'ho pensata bene, si rigira contro di me. Cioè, la cosa più interessante è che io posso diventare famosa con la rete in senso positivo o in senso negativo. Io e Bruno ne siamo un po' una dimostrazione, perché nei nostri rispettivi campi noi siamo un po' delle figure marginali. Cioè, io insegno all'università, ma sono una contrattista da 16 anni. Queste sono anche... Potremmo fare un discorso anche su questo, ma lasciamo stare. Quindi non sono una docente con la cattedra strutturata, ma sono una persona che tutti gli anni partecipa a un concorso, vince un contratto e fa il suo corso da 16-17 anni, non mi ricordo più. Bruno per altri versi, ma insomma non siamo personaggi famosi all'interno dei nostri contesti, non siamo personaggi importanti. L'importanza a noi arriva proprio dalla rete. Cioè la maggior parte dei contatti che poi ci portano in posti come questo non nascono dal fatto che siamo persone famose nei nostri enti, ma perché stiamo online e le persone ci contattano online. Quindi pensate alla portata di tutto quello che uno può fare online e se ci pensate bene, qual è il centro di tutto il discorso che uno imposta online di sé? Non le foto, non i video, che pure sono molto interessanti, ma le parole. Cioè, le parole che io uso online sono quelle che mi definiscono agli occhi degli altri. Per cui ci saranno anche tutti questi analfabeti, ma a me interessano in una prospettiva diversa da quella di lamentarsi, che è quella di se all'unità d'Italia eravamo il 2,5% di alfabetizzati, di italofoni, e in 100 anni siamo riusciti a far diventare italofona l'Italia, quindi vi ricordate D'Azeglio, Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia, adesso si fanno gli italiani. Lui non aveva detto proprio questa frase, ma diciamo che la parafrasi è questa. Allora io penso che adesso, noi pensiamo che adesso noi siamo davanti a una situazione del genere, solo che non è più un'alfabetizzazione primaria, ma è un'alfabetizzazione secondaria. Bisogna che tutti noi ci rendiamo conto che stare online non è una cosa banale, è una cosa che richiede dello sforzo e prima iniziamo a fare questo sforzo sulle nuove generazioni, sulle generazioni più giovani, più pronte a imparare, e meglio staremo un dì online e offline. Scusate, questo era un comizio, ma... Mi prende un po' la cosa, non so se si capisce. Posso dire una cosa su questo? Perché avevo detto in principio che io ero inutile. No, ti do subito la parola perché io ho in testa, veramente dico una cosa breve, ho in testa un documentario della grande storia in cui siamo nel dopoguerra e c'è un bambino, veramente un bambino, che sta nei campi e lo va a intervistare qualcuno della Rai e dice: ma perché non sei a scuola? E lui dice: ma perché mio padre mi ha detto che non serve andare a scuola per governare i campi, cioè qui c'è da fare, è inutile che vada a scuola a perdere tempo a leggere e a scrivere, no? Questa era la situazione nostra nel dopoguerra. E nel dopoguerra non è che abbiamo detto: vedi questi deficienti imbecilli di contadini analfabeti sono il problema dell'Italia. Ce ne siamo fatti carico.
Cioè io oggi credo che non abbiamo un problema con gli analfabeti, perché gli analfabeti fanno gli analfabeti, e per fortuna fanno quello che possono. Io ho il problema con i colti, o con i sedicenti colti, che addirittura scaricano su chi non ha gli strumenti il problema. Cioè a me a volte questi articoli mi fanno un po' effetto, perché invece di generare nel dire ragazzi dobbiamo quindi farci carico di una situazione, soprattutto chi ha una posizione di vantaggio dovrebbe dirsi forse faccio troppo poco, e invece la sensazione è quella di dire il nostro problema sono quelli che sono rimasti indietro, non sono un problema, sono qualcosa che dovrebbe spingerci a fare qualcosa, a reagire, a darci da fare. E ve lo adatto alla rete. Questo è un periodo in cui sto studiando i terrapiattisti. Conoscete i terrapiattisti? Cioè sapete che online esiste una comunità internazionale nutritissima di centinaia di migliaia di persone, forse sono milioni, di persone convinte che la Terra sia piatta e che la forma globo della Terra sia un complotto dei poteri forti per varie ragioni. Allora io sto studiando i terrapiattisti che la maggior parte delle volte vengono scherniti e presi in giro da noi, sedicenti colti, che diciamo ma queste sono cose che si sanno alle medie, sono conoscenze di scuola media. Ebbene, io sto andando dai ragazzi di scuola media e faccio loro delle domande sul perché crediamo al fatto che la Terra è a forma di globo, perché siamo sicuri che la Terra è a forma di globo. Non molti riescono a rispondermi. Io sono sicuro non faccio il test qui perché io stesso me lo sono auto-applicato questo test, e a diverse obiezioni dei terrapiattisti neanch'io ero in grado di rispondere. Cioè, siamo sicuri che noi davvero conosciamo il perché la Terra è a forma di globo? O piuttosto ci sono certe cose che diamo per scontato e ci sentiamo colti e molto più intelligenti, ma forse non saremmo in grado di argomentare di fronte a qualcuno che non è d'accordo, non ha gli strumenti culturali, non ha capito, non vuole capire perché è frustrato per altro. Allora oggi, che viviamo in questa interconnessione, perché il problema non sono gli smartphone, non è Facebook, non è Twitter, non sono le piattaforme, non è nemmeno internet, è semplicemente che oggi siamo un'umanità quotidianamente, ordinariamente e per tutti interconnessa. Cioè tutti noi ormai abbiamo una parte nel lavoro di comunicazione e nel lavoro culturale. Allora qui si tratta, e per questo abbiamo scritto il libro, e per questo il libro è di colore rosso, che ognuno incominci a capire che è venuto il momento che si metta a coltivare questa rete. Cioè ogni volta che sente di un problema attorno a lui, dall'analfabetismo ai terrapiattisti a quello che sia, scopra che non siamo più in un mondo gerarchizzato, ma siamo in un mondo in rete. E le reti hanno questa caratteristica, che non funzionano dall'alto verso il basso e nemmeno dal basso verso l'alto, ma da tutte le parti, cioè da ogni nodo agli altri nodi. Quindi il nostro libro è un invito a dire: ognuno si prenda il suo pezzo di rete e incominci a coltivarlo. Come? Bene, parliamo stasera magari, adesso non è che posso dire tutto all'inizio. Abbiamo tutta la notte, vero? Esatto. Sì, perché la sensazione che si ha, cioè voi avete detto la rete, siamo interconnessi, tutto quello che accade, eccetera. La sensazione è che oggi effettivamente è vero che ognuno può esprimere la propria opinione, e che questa opinione appunto non rimane al bar, dove da queste parti al massimo se uno dice una cazzata e dico amona, poi questa parola la useremo ma dopo ti chiedo, ma venga utilizzato per lo più in realtà questa possibilità per esprimere più che elementi positivi, negatività. C'era un pezzo oggi su Repubblica, e proprio prendo spunto da quel pezzo lì che ho letto stamattina, cioè che la sensazione che si ha in realtà che tutta questa libertà alla fine cosa ha dato? La possibilità a un esercito di frustrati di scaricare le proprie frustrazioni su internet a gente che magari non veniva ascoltata. Ecco, di fronte a questi, qual è il vostro approccio? Perché da utente medio, io quando leggo qualcuno che scrive una cazzata sul mio profilo, lo cancello, non sto a discutere. Cosa che voi invece ovviamente dite, no, bisognerebbe affrontarlo, eccetera. E ridò la parola a Bruno proprio perché questo è un tema, diciamo, che riprende anche un titolo della disputa felice di un suo precedente lavoro. Allora, guarda, c'è una cosa che io chiamo effetto teche teche te, perché ho lavorato per il programma social media manager. No, ho lavorato, poi adesso non lavoro più, ho lavorato per un periodo per teche teche te. A un certo punto abbiamo mandato una puntata in onda sul telefono
e la puntata sul telefono faceva vedere immagini del 1960 della RAI, in cui la RAI stessa faceva un servizio sulle sue centraliniste, e intervistavano 2 centraliniste perfette, con un abito, no, vestite di tutto punto, con i capelli in ordine, e parlavano un italiano con una dizione perfetta, queste 2 centraliniste RAI, e gli utenti su Twitter hanno incominciato a dire: lo vedi? Negli anni 60 perfino le centraliniste parlavano meglio dei professori universitari, no? Allora, qual era la sensazione nel flusso online? Che quelle fossero tutte le centraliniste d'Italia, invece erano quelle che erano state selezionate, no? Dalla televisione per far quel giorno intervenire degli anni 60, cioè avranno scelto le 2 più brave a parlare italiano, avranno imparato a memoria cosa dire, l'avranno provato 1000 volte a dirlo con la dizione perfetta, saranno andate dal parrucchiere, saranno state vestite da un costumista, e la sensazione che si ha, tutti erano così all'epoca. Ora, questo qui è stato un effetto che abbiamo avuto grazie ai mezzi di comunicazione di massa per tanti anni, per tanti decenni, cioè una selezione di che cos'era la realtà, una selezione di chi poteva parlare e chi no, che ci ha spinto a credere che il mondo fosse quello. Cioè, in altre parole, noi nei dibattiti pubblici, nel dibattito, cosiddetto dibattito pubblico, abbiamo visto le scelte precise di direttori di giornali, direttori di rete, direttori di programmi televisivi, che hanno scelto per noi chi far parlare, e ovviamente hanno sempre scelto quelli che consideravano titolati. Questo ci ha portato a intellettualizzare un po' la nostra società, il nostro mondo. La rete invece che cosa ha fatto? Ha sconvolto questo schema e ci ha incominciato a far leggere quello che forse non volevamo leggere, perché rimane per iscritto tutto. Non è solo che ognuno esprime liberamente la sua opinione come al bar, ma i bar sono connessi. I bar, quello che producono, lo fanno rimanere nero su bianco, non solo nero su bianco, addirittura su schermo retroilluminato, e alcuni di quegli elementi che vengono scritti diventano virali e ci arrivano addosso anche se non vorremmo vederli. Io penso che questo sia molto doloroso, sia molto oneroso, molto faticoso, ma anche sia una grande occasione. Cioè vorremmo tornare all'idea, ritorniamo a selezionare, ritorniamo a far star zitta una parte della società, così possiamo anche un po' far finta che non esista, o perlomeno la possiamo tenere a bada. Invece quella parte di società c'è. E guardate, questo ci succede sempre. C'è un grandissimo maestro di discussioni di teoria generale dell'argomentazione che insegna a Padova, il professor Adelino Cattani, che dice questa cosa fantastica. Noi abbiamo il detto: ogni salita è anche una discesa, no? Uno dice: beh, che saggezza. E lui dice: questo detto deve averlo inventato qualcuno che era in cima alla salita, stava al fresco, stava comodo, però vagliela spiegare a quello che sta in fondo e deve farsi tutta la salita il 15 agosto quando ci sono 40 gradi, no? Vagli a dire: no, ma questa è anche una discesa, questa salita. Cioè, lui fa notare che a volte noi dobbiamo ricordarci che questa idea della accettabilità dell'altro forse ce l'abbiamo quando siamo in posizione di forza, forse ce l'abbiamo quando siamo comodi, forse ce l'abbiamo quando in fondo possiamo controllare la situazione dell'altro, o appunto magari non prenderla in considerazione. La rete ha eliminato questo, adesso ognuno esprime il suo dissenso come gli pare. E siccome abbiamo parlato del fatto che non tutti siamo intellettuali, non tutti siamo eleganti, non tutti siamo stati educati in maniera egregia, l'espressione di questo dissenso è spesso scomposta. L'espressione di questo dissenso spesso deraglia in odio. L'espressione di questo dissenso si presenta in forme che possono essere molto sgradevoli. Io penso che sia giunto il momento che diventiamo un po' tutti adulti e incominciamo a guardarle quelle espressioni di dissenso, perché sono la nostra società, e incominciamo a prendercene cura. Poi certo, ci sono manifestazioni estreme di una violenza che andrebbe semplicemente controllata e anche va risposto dal punto di vista, perché ci sono dei veri e propri crimini, ma io mi fermerei a tutti quegli episodi di dissenso e di comunicazione scomposta che abbiamo nei nostri luoghi ordinari di connessione, nei nostri gruppi di WhatsApp, nei nostri spazi su Facebook di commenti e discussioni, perché guardate che spesso è lì, cioè non c'è bisogno di andare fino a quelli che insultano, bestemmiano o dicono cose terrificanti, ma tra di noi spesso riusciamo a far finire sempre in litigio ogni cosa che iniziava come una discussione o un confronto. Fateci caso.
una delle nostre migliori manovre evasive rispetto a un confronto tra differenze è proprio il litigio. Cioè il litigio è la più antica formula che abbiamo sviluppato per porre fine a una discussione. C'è quella frase del Gorgia di Platone in cui descrive pienamente due che incominciano a parlare di qualcosa, poi però uno avviene il sospetto che l'altro non si sta spiegando bene e allora c'è il fraintendimento e allora uno ha il dubbio sull'altro e si incomincia a fare la gara su chi ha ragione, si smette di parlare dell'argomento, ci si insulta e alla fine ci si congeda e non si discute più. Questo Platone lo scriveva 20 secoli fa, quando a discutere era una piccola minoranza di persone che poteva permettersi di andare in piazza a discutere, minoranza erudita e motivata. Ecco, anche all'epoca, quando non c'erano gli imbecilli che potevano prendere parola, quando non avevamo tutte queste connessioni, anche all'epoca i colti usavano il litigio per smettere di discutere. Cioè questo problema, la fatica di mettersi a confrontare le proprie idee diverse dalla differenza di visione dell'altro, è un qualcosa che viviamo tutti costantemente. L'interconnessione che cosa ha fatto? Cioè il fatto che siamo costantemente tutti più vicini, siamo stati messi in una posizione di vicinanza con gli altri, anche quando non lo vogliamo, gli altri e le loro differenze ci entrano nei nostri spazi, questo ci costringe a non poter più aggirare questo problema. Io a volte faccio il paragone, se ci pensate bene, qual è la situazione più ordinaria di litigio? È proprio la riunione di condominio. La riunione di condominio dove le persone più vicine, cioè quelli che condividono addirittura gli stessi spazi abitativi, una volta che si mettono a confrontare diversi interessi, finiscono in litigio. Ecco, oggi noi siamo entrati in una riunione di condominio generalizzata. Siamo tutti diventati vicini. Nulla dice che siamo diventati dei buoni vicini, no? Anzi, è aumentato il numero di vicini che abbiamo attorno a noi. Allora, una delle idee è questa, che la differenza, che è una cosa per noi problematica, perché a noi piacerebbe stare istintivamente solo con quelli simili a noi, quelli che parlano come noi, quelli che vedono il mondo come lo vediamo noi, no? Con cui non ci dobbiamo guadagnare niente. E questo desiderio è anche positivo, è per questo che noi costruiamo delle famiglie, è per questo che noi ci facciamo delle comunità, delle cerchie ristrette in cui riconoscerci. Questo serve alla socializzazione. Ma la socializzazione ha bisogno anche di un altro movimento, che è quello dell'apertura, del mettersi alla prova, del vedere se tutte quelle cose di cui io sono convinto, che ho maturato, che fanno parte di me, che secondo me sono quelle valide, i valori, reggono di fronte all'altro, reggono di fronte alla prova del mondo. Allora, questo secondo movimento ci fa un po' più fatica a farlo e lo vediamo bene oggi. Adesso non voglio andare troppo lontano col mio discorso, però oggi lo vediamo bene in chi sta facendo una comunicazione che semplicemente intercetta la posizione delle persone lì dove stanno. Avete presente? Chi usa la comunicazione sui social per dire vediamo già le persone cosa pensano e cerco semplicemente di accontentare, no? Di assecondare la loro posizione ferma. Non a caso le posizioni che stiamo vedendo che funzionano e sono a maggioranza sono proprio le posizioni più istintive che abbiamo tutti, quelle di difesa delle nostre cose, di difesa dalla invasione di altri, di difesa della mia sicurezza, tutte cose sacrosante, non sto dicendo che vanno abbandonate, ma sono un primo passo. Noi sappiamo che non basta, poi ci vogliono anche i passi successivi che sono quelli di sviluppare, progredire, incominciare a sviluppare alleanze, solidarietà, costruzione con altri di civiltà, no? Nell'essere umano ci sono tutte e due queste cose, anche se quella principale istintiva è invece di stare tra di noi. Ora, la connessione in realtà ci farà incontrare come cosa più abituale e quotidiana e ordinaria dell'altro proprio la sua differenza. Allora noi abbiamo due strade: provare a spegnere tutto e vi auguro di avere come Ziccardi, che poi tra l'altro è un amico, qualcuno che vi paghi 6 mesi nella foresta nera, perché ci vogliono un po' di soldi per vivere disconnessi, bisogna avere un po' di privilegi per riuscire a vivere come dei principi che oggi non possono anche evitare di usare WhatsApp, possono evitare di usare internet e di staccarsi da tutto. Io ve lo auguro, ma se invece rimarrete come tutti noi, persone comuni che sono connesse, in un modo o nell'altro con questa differenza dobbiamo avere a che fare. E guardate, non penso agli influencer con milioni di contatti su Facebook, penso a me, a te e alle chat di WhatsApp dei genitori della classe.
Pensa a quello, perché è lì, perché in quelle discussioni che poi si prendono decisioni per la nostra vita, per i nostri figli. Penso ai condomini, penso alle elezioni, penso a quello che succede nelle nostre città, in cui quello che sta accadendo è che in base a questi scambi si prendono poi decisioni che incidono sulla nostra vita. Allora abbiamo due strade: o incominciamo a occuparcene fino in fondo, incominciamo a entrare e accettare questa differenza e a vivere nella differenza e nell'argomentazione nei confronti, metterci lì a curarli, oppure li subiremo. E se ci mettiamo a subirli, poi finirà che ci sarà qualcun altro che li gestisce, perché una società fatta di scontri e di litigi è una società perfetta in cui passa il pifferaio magico, mentre tutti stanno litigando e sono rimasti sulle loro posizioni, che toccando così le corde di queste posizioni istintive, poi si trascina tutti nel consenso e li porta dove vuole, che è un rischio che stiamo vivendo tutti. Cioè qui invece abbiamo bisogno di una partecipazione attiva. Ecco. Tu hai parlato del dissenso, dello scontro e si parte da un presupposto, diciamo, di una buona fede delle opinioni. Però, e qui poi adesso richiamo in causa Vera, c'è anche la rete, è un luogo in cui si fa molta disinformazione, volutamente, scientificamente. Basti citare insomma, il caso insomma, degli Stati Uniti in cui si dice che l'elezione di Trump è stata legata anche a dei fenomeni di disinformazione scientificamente studiati a tavolino, non si sa da chi, però vabbè, insomma, ci sono dei sospetti, eccetera, eccetera, ma questo forse non è la sede. Però, a proposito della disinformazione, eccetera, adesso, siccome Vera per me è l'Accademia della Crusca e sicuramente anticiperò la domanda di qualcuno, ma sta storia del scendi il cane a me ha fatto venire l'orticaria, perché se uno legge e guarda la cosa e si documenta un minimo, capisce che l'Accademia della Crusca non ha detto questa cosa. Però tutti quanti qui dentro, scommetto, avete sentito parlare di questa cosa di scendi il cane, cioè che l'Accademia della Crusca ha detto è un'espressione corretta. Partiamo da questo caso per poi allargare al tema della disinformazione, che è, secondo me, un elemento estremamente preoccupante perché è pericoloso per la formazione dell'opinione pubblica generale. Certo. Allora, fra l'altro esco da un fine settimana di lavoro 24 ore su 24 proprio per questa storia di scendere il cane, quindi odio tutti in questo momento. Allora, ci sarebbero da dire molte cose riguardo a questa vicenda, però riassumendola proprio all'osso, in realtà non è la prima volta che succede che girano delle notizie, se non del tutto false, ma imprecise in campo linguistico. Io me ne ricordo almeno altre 3. La prima ovviamente è stata Petaloso. Cioè, su cosa è stata la falsa informazione? C'è una vulgata secondo la quale Petaloso è stato inserito dai saggi della Crusca nel vocabolario. E questa falsa notizia ha 2 problemi. Uno, la Crusca non fa vocabolari dal 1923. 2, le parole non entrano nei vocabolari su richiesta di un linguista o per volontà di una commissione. Le parole entrano nei vocabolari, soprattutto i neologismi, in base alla statistica. Cioè le opere lessicografiche come Zingarelli, Devotoli, Treccani preparano delle grandi collezioni di testi di vario tipo, i cosiddetti corpora linguistici, e da questi corpora traggono con metodi statistici tutte le parole che ricorrono un numero sufficiente di volte. Per cui, come si diceva prima, diciamo in questa riunione molto seria che abbiamo fatto prima di venire qui, a pericena c'è nel dizionario perché le persone la usano, cioè ha un'occorrenza nell'uso tale che è stata registrata, come dronista, come pitonato, come curvy, presente le donne formose, oggi si chiamano curvy. Ecco, queste parole non sono da odiare o da dire oh che schifo, qualcuno le ha volute inserire nel vocabolario, no, le abbiamo fatte inserire noi usandole. Quindi l'antidoto a non inserire una parola nel vocabolario è non usarla. Petaloso non c'è nel vocabolario perché nessuno la usa in maniera naturale. Tutti quanti usiamo petaloso solo per parlare di petaloso, quello che si dice un uso meta. Cioè io
rivado a quella vicenda di un paio di anni fa, non esco nel giardino dicendo guarda com'è petaloso questo mandorlo in fiore. Se mai quello succedesse, poi quello sarebbe il prodromo, no? Cioè il passo prima di far entrare una parola nel vocabolario. Perché faccio questa lunga digressione? Perché è uno dei casi di bufala linguistica che, fra l'altro, come tutte le bufale del mondo, è molto difficile da confutare. Infatti ancora adesso, quando vado in giro, c'è sempre qualcuno che dice certo, voi siete quelli che avete inserito petaloso nel vocabolario. No, non è andata così. Un'altra bufalona è quella di presidenta, che è più recente, no? È dell'anno scorso più o meno. A un certo punto esce una notizia su un giornale, cioè su un giornale, un quotidiano vero, di quelli che si stampano cartaceo, non quelle cose fanzine solo web, che dice la Crusca si genuflette davanti a Laura Boldrini, d'ora in poi bisognerà dire presidenta. E in realtà anche in quel caso, al di là del fatto che oltre che nel titolo del pezzo, poi neanche nell'articolo di giornale si parlava più di presidenta, essendo una notizia completamente falsa, però facendo un paio di ricerche su Google, ma semplicissime, si poteva scoprire che sia Laura Boldrini sul suo blog, che all'epoca aveva, scriveva: io ho semplicemente chiesto di essere chiamata signora presidente o la presidente, quando c'era un deputato che insisteva a chiamarla signor presidente in aula, e la Crusca ha detto la stessa cosa. A un certo punto noi abbiamo avuto una presidente donna, la prima e unica finora, Nicoletta Maraschio, e lei aveva chiesto di essere chiamata la presidente dell'Accademia della Crusca, non il presidente, nulla di strano. Presidenta completamente inventato. Allora, quando io vado in giro e spesso vado a fare lezioni sui femminili professionali, quelli tipo sindaca, assessora, ingegnere e così via, faccio tutto il mio discorsino, poi qualcuno si alza in piedi e dice sì, va bene tutto, va bene sindaca, va bene ingegnere, va bene assessora, va bene avvocata, ma presidenta proprio no. Ma anche persone molto colte, io no, guardi, presidenta è un falso. Veniamo al nostro cane uscito. Che è successo? È successo che l'Accademia della Crusca tiene un servizio di consulenza linguistica. Questo servizio di consulenza linguistica è massimamente democratico, cioè ci scrive il bambino Matteo di 8 anni e ci chiede come fa una parola a entrare nel vocabolario petaloso e noi gli rispondiamo, ci scrive, non lo so, la redazione di Reazione a Catena per chiedere come ottimizzare un certo giochetto, ci scrive il gabinetto del Presidente della Repubblica chiedendo un'altra cosa, noi rispondiamo a noi, la redazione risponde a tutti. Non fa una valutazione su, ma vedi sta domanda è cretina, a questa non rispondiamo, cioè perché evidentemente se a una persona è venuto un dubbio linguistico è anche sacrosanto che gli venga risposto. Poi non hanno tutta questa forza lavoro alla Crusca e quindi non sempre si riesce a rispondere, però l'idea è un po' quella, cioè non si fa una valutazione qualitativa sulla domanda. Allora, a distanza di un anno, 2017 e 2018, 2 persone hanno chiesto informazioni sulla transitività di verbi normalmente intransitivi. Un anno fa ha risposto una mia collega di nome Matilde Paoli facendo una lunga scheda che era intitolata Entrare, uscire, scendere, salire, 2 punti, transitivi a furor di popolo? La risposta era no e spiegava: sono usi regionali presenti soprattutto nell'italiano regionale di alcune regioni, soprattutto del meridione, cioè il modello salire la borsa, scendere il cane e così via. Ovviamente sono naturali negli italiani regionali di chi ha quella forma nel dialetto retrostante. Facciamo un caso veneto: a casa mia si è sempre detto broar su per lavare i piatti, casa mia Bassano del Grappa, cioè metà casa mia, papà è di Romano de Zelino, quindi siamo là. Quando uno tenta di parlare italiano avendo broar su nel dialetto retrostante, cosa può succedere? Che gli viene da dire lavare su. Ho lavato sui piatti, perché la sente come un'italianizzazione della forma dialettale, anche se in italiano non si dice lavare sui piatti. Avete presente? Ecco, allora, cosa può succedere se uno nel dialetto che ha familiarmente, no, nel suo DNA si dice scendere il cane? Allora è ovvio, o uscire il cane, è ovvio che quando parlerà italiano riproporrà questo modulo, soprattutto se è in contesti non controllati, cioè parla con gli amici
in contesti informali. Chiaramente poi se sei davanti al Presidente della Repubblica ti dai un altro tono. Allora, quella risposta di Matilde di 1 anno e mezzo fa o giù di lì diceva: in contesti informali, popolari, regionali, queste sono forme naturali, nessuno le censura, è normale. Come dire, il dialetto non è una forma di italiano sbagliato, il dialetto è dialetto, semplicemente. Il problema, ricordarsi che quando si scrive un tema o quando si è in un contesto formale in cui bisogna parlare italiano, ovviamente uscire il cane o scendere la borsa diventano degli errori. Nella nuova scheda, quella del professor Coletti, che è stata pubblicata fra l'altro a inizio mese, cioè non è una cosa di questa settimana, più o meno si diceva la stessa cosa. Fra l'altro la scheda è intitolata "Siedi il bambino, no, fallo sedere", che già, no? Non mi sembra che voglia dire "dite pure siedi il bambino". Per 2 settimane questa scheda sta lì, nessuno, cioè ha il solito giro di persone che la consultano, che abbiamo normalmente. Lo scorso fine settimana, io penso per mancanza di notizie più succose, qualcuno, un giornalista di una certa testata, legge distrattamente questa scheda e ne fa una notizia. La notizia titola così: "Contrordine Nazi Grammar". Intanto non si dice Nazi Grammar, si dice Grammar Nazi, che sono i nazisti della grammatica, no? Allora, contrordine Nazi Grammar, siedi il bambino, si può dire, parola di Crusca. La scheda non diceva questo. È proprio una distorsione. Ma che succede? Noi abbiamo un popolo che si ferma ai titoli, da sempre. Cioè, questa non è una cosa nuova, Si ferma ai titoli. E questo titolo, esattamente come la storia di Petaloso, contiene degli elementi che ne favoriscono la viralità, perché la sensazione è che ci sia un ente che dà il permesso o vieta l'uso di una certa forma linguistica. Ora, la Crusca non ha questo ruolo. In realtà, quelli che fanno la lingua siamo noi parlanti, non sono gli enti. Quindi la Crusca al massimo può dire: la maggior parte delle persone usa questa forma qui, non ci si può fare nulla. Fra l'altro, la lingua cambia proprio perché la facciamo cambiare noi, non perché la cambiano dall'alto. Allora, che è successo? Un sacco di persone che si sono indignate perché sembrava che la Crusca avesse sdoganato salire il bambino o scendere il cane o pisciarlo, sapete che è la classica forma che si usa per prendere in giro poi i meridionali. Ovviamente no. Quello che dice la Crusca è: se siete in casa con gli amici potete tranquillamente dire broar su. Se siete in un contesto dove si parla italiano, broar su manco vi capiscono. Questo è il discrimine. Cioè, in lingua non esiste nulla di vietato o sbagliato a priori, tranne alcune cose estreme, se uno sbaglia proprio il congiuntivo, quello sì. Ma quando si tratta di forme che ci sono nei dialetti, è normale che ci siano. Sapete com'è la terza persona plurale dell'indicativo presente di essere? Quello che in italiano è sono, nel contado toscano? Non è sono, è enno. Giustamente, se è il singolare, enno è il plurale. È sbagliato? Ovviamente nel contesto dialettale no. Poi se io vado davanti a Mattarella e gli dico i miei parenti enno del tuo stesso paese, è chiaro che faccio un errore. Perché le persone devono imparare una cosa fondamentale. Questo, fra l'altro, scusami Filippo se mi sono dilungata, ma mi riporta alla questione online. Non è che è sbagliato a priori, come dire, parlare e esprimersi in un certo modo anche online. Cioè online, esattamente come nella vita di tutti i giorni, ci sono contesti diversi. Il problema è che la maggior parte delle persone non ha contezza, appunto, di quanto sia pubblico quello che scrivono online. Quindi, se io nel privato di casa mia sono abituata a insultare l'opponente politico che vedo passare in TV, non so se vi è mai successo, questa era una scena ricorrente a casa mia, quando a suo tempo, sto parlando di un sacco di tempo fa, mio padre, quando sentiva la voce di un certo politico particolare negli anni 90,
insultava sto mona, così, perché se lo prendeva con la radio, proprio fisicamente con la radio. Io lo faccio anche adesso comunque. Ecco, benissimo. Pensavo che fosse una cosa di mio padre, ma comunque, cioè, mia madre e mio padre proprio si arrabbiavano con la radio, vieni a sentire cosa dice, ma senti, ma sto cretino, così, no? Ecco, allora, finché lo facevano loro due distinti professori universitari nel segreto della loro cucina, va tutto bene. Ora pensate che molte persone non hanno idea che se lo fanno su Facebook non è come se fossero nella loro cucina, ma è come se fossero in piazza. Allora, quanti di voi darebbero in escandescenze in mezzo alla piazza di Valdagno? Oppure sanno che questo avrebbe delle conseguenze, no? Sulla loro vita sociale anche, se si mettessero a urlare in mezzo alla piazza. Però ancora non è passata l'idea che se lo fai su Facebook è uguale che non farlo in piazza. Posso dire una cosa sulla disinformazione? Perché non abbiamo risposto. Volevo proprio, scusami. volevo proprio lanciarti la palla su questo, per cui vai se non serve. Sì, no, serve una cosa. Però dico, la cosa interessante è che tutti i casi citati da Vera e da te in questo momento non vengono dal popolo né girano, no? Perché voi entrambi vi è venuto spontaneo dire girano queste bufale, il popolo ha confuso. Invece quello di Esci il cane viene da una precisa testata giornalistica scritta da un giornalista, ripreso da tutte le altre testate giornalistiche. Cioè non è che ci sono stati gli hacker russi o i fabbricatori di bufale, sono stati giornalisti professionisti su testate ufficiali. Stessa cosa per Presidenta. Presidente è partita da una testata giornalistica registrata, scritta da un giornalista, approvata da un direttore professionista che dovrebbe fare questo lavoro. E Esci il cane, l'abbiamo detto. Petaloso stesso non è nato dal popolo, da una confusione nata dalla rete per colpa degli imbecilli che girano, ma è nata addirittura da un premier dell'epoca che fece un'affermazione che confuse tutti su questa cosa. Ma io salgo ancora indietro, il terremoto, o in mezzo, il terremoto del centro Italia, in cui per un sacco di tempo abbiamo pensato per quelle ore di terremoto che la magnitudo fosse 7.1, a distribuire questa magnitudo falsa, furono proprio le testate giornalistiche. Allora, ci dobbiamo dire due cose. Uno, anche i giornali, i giornalisti e tutti quanti cedono alla logica della rete di avere i like e di avere le visite ai loro siti. Come fanno d'altronde i disinformatori professionisti che fanno lo stesso gioco, cioè cercano di avere i nostri like, consensi e visite manipolando. Cioè siamo come al solito nella rete in cui non c'è sopra o sotto, cose che vengono solo da sopra o cose che vengono da sotto, vengono da tutti i lati. Questo significa che siamo io e te come nodi della rete a dover fare qualcosa noi. Cioè non possiamo aspettare né i giornalisti, perché se lo facciamo, cioè noi ci auguriamo, io pure sono giornalista e quindi posso parlare della categoria, ci auguriamo che i giornalisti facciano bene il loro lavoro, ma anche loro sono sottoposti a quella pressione di dover avere visite e like. Noi ci auguriamo che vadano per primi ad approfondire e a verificare le notizie prima di propinarcele, ma oltre all'augurio dobbiamo fare qualcosa da cittadini, cioè scoprire che nell'interconnessione dobbiamo essere noi a farci delle domande, e questo è quello che affrontiamo nel libro, cioè un modello per cui sia intanto sostenibile per il cittadino medio, perché non è che possiamo pretendere che ciascuno diventi un tuttologo, esperto di tutto e capisca l'attendibilità di ogni contenuto, però almeno come cittadino medio incomincia ogni volta che vede passare qualcosa sulla sua timeline, cioè sul suo smartphone, almeno farsi alcune domande per vedere se manca qualcosa. E a volte è sufficiente questo, anzi senza a volte, la maggior parte delle volte, chiedersi ma chi sta dicendo questa cosa? Dove e quando l'ha letta e come? Già Esci il cane, già con queste due domande era risolta. La terza è addirittura, ma qualcuno verifica? A un colpo di clic hai la crusca che ha gli account dappertutto, su Twitter, e glielo puoi proprio chiedere, scusate ma avete detto Esci il cane? Rispondeva Veragheno, no non l'abbiamo detto. In 20 secondi avevi risolto. Chiedersi ma chi lo sta verificando ha l'autorevolezza giusta per dirmelo, fino ad arrivare a confrontare. A volte basta prendere quella cosa, copiarla su Google e vedere che qualcun altro forse ha già fatto il lavoro per noi per spiegarci che era una bufala. Allora uno può dire, beh, ma adesso io mi devo mettere a fare tutti questi passaggi ogni volta che incontro un'informazione? È difficile, non ho tempo? E invece no, il tempo io e te ce l'abbiamo. Sapete quando lo troviamo questo tempo? Quando dobbiamo prenotare una vacanza online, quando dobbiamo scegliere una stanza d'albergo, quando dobbiamo vedere un ristorante in una città che non conosciamo. Lì ci trasformiamo in grandissimi giornalisti d'inchiesta,
che impiegano tutto il tempo e tutte le energie necessarie per capire se quella cosa che sto vedendo, quelle foto di quella stanza, la moquette si vede bene o no, la moquette è pulita o no, i commenti mi convincono o no. Perché lo facciamo? Perché stiamo tirando fuori i soldi. Quando tiriamo fuori i soldi, diciamo, ci vuole tutto il tempo, le energie necessarie, perché diamo valore a quell'azione. Allora oggi uno dei problemi che abbiamo è che dobbiamo dare valore all'azione di dare attendibilità a un'informazione che incontriamo, e quello richiede tempo, sforzo, fatica. Questo significa capire un po' meglio come va il mondo, e oggi è una questione culturale, guardate che non è tecnologica. Per capire le bufale non ci vuole una tecnica, non ci vogliono le istruzioni dello smartphone, ci vuole una testa che dia valore a quello che sto facendo e che sia capace, dovremmo essere tutti più capaci di aspettare. Cioè, se una cosa non mi torna, io devo essere capace di aspettare a farmi un'opinione. Esci il cane, dopo 24 ore si è capito che avevamo discusso del nulla. Per 24 ore il paese online ha fatto un dibattito pubblico sul nulla, dopo 24 ore tutti abbiamo capito che l'avevamo fatto sul nulla, 24 ore perse. Se avessimo avuto la forza di dire aspetta, non mi torna qualcosa, avremmo guadagnato tempo, sforzo, fatica e anche un po' di pulizia mentale, perché oggi bisogna riscoprire in questa sovraccarico di informazioni molto più il limite che il controllo, molto più il passo indietro che il dover andare appresso a tutto. È una cosa che noi nel libro proponiamo anche in maniera molto concreta. Ecco, perfetto, perché era proprio la cosa su cui volevo tornare. E allora, mi piacerebbe se ci sono delle domande, che così magari stimoliamo i due, cose che non ho chiesto, argomenti che non abbiamo ancora affrontato. Non so, ci sarà forse un microfono eventualmente. Ah sì, ecco, mitico Maurizio. E questa cosa qui, adesso finché qualcuno ci pensa, se ha delle domande, io torno su un tema che secondo me è determinante anche poi per il futuro della nostra democrazia, ma di quella americana, di quella inglese che ha votato un referendum per la Brexit senza sapere cosa facevano, perché è evidente, insomma, lo stato in cui siamo, che questi hanno fatto. C'è un film, non ho ancora visto, ma c'è un film molto bello, mi hanno detto, che racconta proprio come è stata manipolata l'opinione pubblica su queste cose. È preoccupante, cioè io da questa libertà della rete, da questa possibilità per ciascuno di esprimere la propria opinione, non sono così ottimista come Bruno, che dice ok, sì, è una libertà e rimane, eccetera. È un elemento preoccupante per il futuro, sì, non è certo l'idea quella di mettere la censura a nessuno, però questi sono fenomeni che sono destinati anche a influire veramente sull'opinione pubblica, perché poi modifica il voto e il voto ha conseguenza diretta sulla vita di ciascuno di noi. E siccome c'è gente che comunque utilizza la rete, utilizza i sondaggi, utilizza le opinioni per cavalcare una certa idea e stimolare la pancia, come si diceva un tempo, dove andiamo a finire? Sì, cioè per esempio il rischio che noi potremmo fare, addirittura scegliere di fare guerra a certi paesi, per esempio perché qualcuno ci convince che ci sono delle armi nascoste. Per esempio la rete potrebbe metterci in questa condizione, è pericolosissima la rete. All'epoca non c'era la rete, è vero? Però abbiamo fatto guerra, ricordo, la guerra giusta contro queste armi, poi una volta finita la guerra le armi non sono uscite fuori. Allora, questo non sminuisce il problema, il problema c'è, è semplicemente ha cambiato forma, ma il problema della manipolazione dell'informazione ce l'abbiamo da sempre. Quello che cambia in questa forma è che stavolta tu ed io abbiamo lo smartphone in mano. L'altra volta non avevamo la televisione in mano, non avevamo i giornali, ma avevamo i comunicatori, e anch'io mi ci metto, facevo questo lavoro, che dovevano, mediando con i giornalisti, le istituzioni, le aziende, avere quel grande compito in delega di fare anche per noi. Ora, tutto quel lavoro nostro da addetti ai lavori rimane, ma è finita l'epoca della netta separazione tra gli addetti ai lavori della comunicazione e il pubblico. È iniziata l'epoca di ciascuno. Ovviamente ognuno deve fare la sua parte, perché se non la si fa, e in questo ha perfettamente ragione Filippo, i danni sono più gravi e più quotidiani e più continui e più estesi di quelli di fare la guerra a un paese dove poi alla fine queste armi chimiche non ci sono. Perché diventa quotidiano, diventa ogni elezione, diventa ogni decisione che si prende, l'inquinamento delle informazioni può entrare in maniera molto più
parcellizzata nelle nostre vite, avere effetti ancora più devastanti di quelli. Perciò penso che la risposta è proprio, siamo partiti dall'alfabetizzazione, abbiamo bisogno di continuare in questa alfabetizzazione, che è un'alfabetizzazione in cui non basta più saper leggere, scrivere, far di conto e avere la cultura generale. Bisogna saper leggere, scrivere, far di conto, avere la cultura generale, saper argomentare sulla cultura generale, vedi sapere perché la nostra Terra è un globo e non è piatta, bisogna saperlo argomentare di fronte a chi non è d'accordo con questo, e poi bisogna sapere in generale curare le relazioni nel digitale. Ora, questa cosa, scusate se mi metto sempre in prospettiva storica, ma è molto importante non dimenticare la storia, perché se finiamo sempre nell'attualismo non riusciamo a vedere i problemi. Nella storia non è la prima volta che facciamo le cose per strappi, la storia è sempre proceduta per strappi. Pensate alla democrazia, andate indietro di 3-4 secoli a spiegare a un uomo della strada, a una persona che era una buona idea mettere le persone nelle condizioni di scegliersi i governanti. Ti avrebbe detto: ma che sei impazzito, tu vuoi far andare il mondo a rotoli? Un concetto che per noi oggi è assodato, è un qualcosa che non abbiamo fatto per passaggi, non è che ci siamo detti adesso prepariamo tutta la popolazione ad essere in grado di scegliersi i propri governanti e poi facciamo la democrazia. Non abbiamo fatto così, abbiamo fatto la democrazia e ancora stiamo lavorando sul fatto che le persone siano in grado di scegliersi i governanti, no? Mi pare che ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, ma perché la storia procede così. L'interconnessione, il fatto di aver continuato a ridurre le distanze tra di noi, favorendo gli scambi di comunicazione, è stato uno strappo. La svolta digitale ha fatto un passo in avanti, un'imprudenza. Ora dobbiamo riempire questa imprudenza proprio con l'educazione, con un movimento, io chiamerei culturale e popolare, ripeto, che riguarda il cittadino medio, che deve riscoprire che può coltivare la rete a partire da se stesso, da quello che lui può fare con le sue competenze e con le sue forze. Già quello cambia il mondo, perché è cambiato il modo con cui comunichiamo. Serve molto di più che uno nel suo vicino, nei suoi vicini, con quelli che è attorno, fa la sua parte, influisce molto di più che le grandi operazioni ad alto livello. E guardate che questa cosa che dico non è affatto ottimistica, e anche risponde in molti dati di chi dice, per esempio, non so se ne avete sentito parlare, ormai anche il mondo della pubblicità e del marketing si sta rivolgendo ai cosiddetti micro-influencer oppure nano-influencer. Cioè, cosa hanno scoperto? Che quando uno diffonde contenuti nella sua cerchia più vicina attraverso il web, è più influente di Lady Gaga, che ha 2 milioni di follower, che però ogni cosa che mette, sì, un certo effetto lo ha sui suoi 2 milioni di follower perché è un personaggio famoso. Invece se sono io che lo metto con mia sorella, mio cugino, il mio collega, la mia cosa, guarda un po', hanno scoperto di nuovo che anche nella rete il criterio della vicinanza è quello dove c'è più efficacia e più influenza. Allora, ora che abbiamo la possibilità di essere ognuno un vero nano influencer e non è così nano, perché l'influenza che ha è enorme attorno a sé, è venuto il momento di diventarne consapevoli e di attrezzarsi. Questa è la risposta alla disinformazione e alle manipolazioni, perché se aspettiamo che venga solo dall'alto, è chiaro che deve venire anche dall'alto, non è che non credo, serve anche l'intervento della politica, serve anche l'intervento delle istituzioni, serve anche l'intervento di tutte quelle, diciamo, i sistemi e le sovrastrutture che non sono finite, anzi devono ritrovare peso, ma lo ritroveranno se io e te incominciamo a passare dallo stadio della semplice difesa, che spesso ci fa essere preoccupatissimi di tutto, ma assolutamente immobili. Fateci caso, facciamo dei discorsi preoccupantissimi sulla disinformazione, la rete ci problematizza, ma da domani facciamo qualcosa? No, da domani stiamo lì, siamo preoccupatissimi ma immobili. Se continuiamo così non riusciremo nemmeno a chiedere alle istituzioni e alla politica di dare le regole giuste. Io ho questa immagine, e veramente finisco, di Zuckerberg, capo di Facebook, che viene convocato dal Congresso americano per lo scandalo Cambridge Analytica. Non so se avete visto la scena, andatevela a vedere. I membri del Congresso americano non sapevano bene neanche che domande fargli. Allora, se siamo arrivati al momento in cui chi dirige, chi comanda nemmeno capisce cos'è la rete, abbiamo il problema vero. Cioè io e te dobbiamo diventare partecipanti attivi della rete per poi saper chiedere cosa vogliamo, che forma vogliamo che le multinazionali governi, quali regole vogliamo avere,
Perché se non facciamo questo lavoro saranno altri a decidere, saranno altri a dare la forma alla nostra rete, come sta già accadendo peraltro. Non è che è una cosa che sarà nuova nel futuro e un domani inciderà nelle nostre vite, ha già inciso, ha già fatto, c'è già un po' di passato, siamo un po' anche in ritardo. È ora di prendere in mano la nostra vita in rete. Se qualcuno alza la mano, intanto io do la parola a Vera per se vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto, cioè se condivide l'opinione di Bruno. Beh, direi di sì. E se ci sono domande nel frattempo, insomma, fate un cenno che Maurizio è pronto col microfono. Io vorrei che insomma, qualcuno adesso intervenisse perché sono sicuro che ci sono delle domande, delle curiosità. Il rompighiaccio. Eccolo, perfetto. Buonasera. La mia domanda, permettetemi di partire con un ringraziamento perché come genitore, come insegnante e come insegnante di informatica sentivo il bisogno di un testo di questo tipo. E anche grazie per essere qui di persona a parlarne, per girare il paese anche in una rete, non solo quella internet. Le domande sono due, le faccio velocemente. Una è se voi personalmente, che a pieno titolo potete dare una mano su come lavorare bene in rete, vi capita, e se vi capita di quanto spesso, di invece lavorare male in rete oppure di subirla in qualche modo. E la seconda domanda è se nell'entusiasmo che anche adesso state manifestando, con l'entusiasmo con cui affermate che spegnere non è la soluzione, non è che magari manca il fatto che comunque per conoscere se stessi, per farsi le domande che proponete spesso nel libro, bisogna anche saper spegnere, perché ad esempio il titolo di oggi sul giornale un po' forse fraintendeva questo tienilo acceso non stop 24 ore al giorno. Grazie. Posso Sì, io? certo, tocca a te. Ok, no. Allora, intanto grazie del grazie. Proprio il fatto che siamo qui di persona è in parte anche la risposta alla seconda domanda. Cioè, partirei dalla seconda perché la sento più rilevante come esperienza da condividere. In realtà, ovviamente, il titolo Tienilo acceso è un po' provocatorio e ovviamente è legato al sottotitolo che poi dice posta, commenta e condividi senza spegnere il cervello, no? Quindi c'è volutamente questo doppio senso. Io credo che tutto il libro e anche tutta la nostra attività siano alla ricerca non dell'accensione perenne, che sarebbe un disastro in realtà, ma alla ricerca dell'equilibrio fra tenerlo acceso e tenerlo spento. Il fatto che l'abbiamo chiamato Tienilo acceso è legato fondamentalmente a voler essere una risposta a chi reputa lo spegnere la soluzione. Perché, per esempio, adesso sapete che ultimamente si sta discutendo di far passare una legge che vieti in toto, cioè in assoluto, l'uso dei cellulari a scuola. Ecco, è a quello che io e Bruno ci opponiamo. Premesso che ci sono millanta momenti nella vita di una persona che non sono sostituibili dallo stare online, premesso che io e Bruno non ragioniamo in termini di online contro offline, ma ragioniamo sulla nuova dimensione nella quale tutti più o meno, chi più chi meno vive, che è quella dell'on life, cioè di questa vita che in realtà non ha più una netta separazione fra online e offline, non ci sono più i momenti in cui uno sta connesso e i momenti in cui uno sta sconnesso, spesso è una cosa un pochino più fluida, no? Un'esperienza che forse i più grandi che presenti ricordano è cos'era andare su internet fino a, diciamo, 15 anni fa. Si andava a casa, si accendeva il computer, che era un bussolotto grosso, no? Si accendeva il computer, si andava a pigliare il caffè perché il computer ci metteva un po' a accendersi, si accendeva il modem, si faceva un numero di telefono, si aspettava tutta la procedura e poi si entrava in internet.
Non è un caso se tutta la fantascienza degli anni '80 ha un po' l'idea del cyberspazio, no? Quindi sembrava proprio di entrare in uno spazio nuovo. Ecco, adesso soprattutto i ragazzi questa percezione di internet non ce l'hanno. Internet è ovunque, è tutto intorno a te, come diceva Meghan Gale, no? Riferito a Vodafone. Allora, l'idea di tienilo acceso è come gestire questa situazione. Chi propone lo spegnimento è come se si girasse dall'altra parte. Cioè, dire è giusto spegnere può anche essere vero, ma a me e Bruno rimaneva una domanda che è: e una volta che l'accendi cosa fai? Se la scuola, che è il posto in cui per tutta una serie di motivi si agisce più facilmente sui ragazzi in crescita, cioè si può influire di più sulla persona che sta crescendo perché è già predisposta a imparare. Ecco, se la scuola rinuncia a essere presente nell'orizzonte educativo che riguarda l'online, io credo che rinunci a qualcosa di molto importante, a un ruolo molto importante che le tocca in un certo senso, perché non sempre i genitori sono in grado di insegnare ai figli come stare bene online, che non vuol dire come usare bene il cellulare, intendiamoci, lo diceva anche Bruno prima. Stare bene online è un misto di saper stare con gli altri, quindi una specie di educazione civica 2.0, vuol dire saper discutere agli altri senza mandarli continuamente a quel paese, e vuol dire anche un'altra cosa ancora più sottile: sapersi proporre, sapersi presentare agli altri anche online in una maniera che non risulti imbarazzante alla lunga. Allora, a proposito di questo, io vi invito a fare un test, lo può fare chiunque. Googlatevi, cioè cercatevi con Google. Allora, una parte di voi dirà: ma io non so da nessuna parte, figurate. Ok, benissimo, può essere, ma poi scoprirete che è molto probabile che anche chi non ha un profilo social trovi dei risultati con Google su di sé. Un ritaglio di giornale, una vittoria a una gara di sport, quella volta che è andato in televisione, non lo so, l'80° compleanno, il 90° che magari viene festeggiato dal paese. Allora, se voi non state online, che è una scelta sacrosanta, sappiate che quello che gli altri vedono di voi in rete lo raccontano gli altri. Cioè non avete il potere su come vi presentate. Prima cosa. Quindi se non ci sei tu, gli altri parleranno di te. In tutto questo noi super esperti ogni tanto sbagliamo? Certo che sì. Cioè siamo esseri umani come tutti. L'unica cosa che abbiamo affinato in 20 anni e rotti di militanza online è ovviamente che a forza di buscarle uno poi impara, no? E quindi, per esempio, se devo dare in escandescenze, non lo faccio su internet, non lascio tracce scritte. Se devo parlare male di una persona, cosa umanissima, preferisco farlo di persona e senza testimoni. Non lo affido a una chat su WhatsApp, perché la chat su WhatsApp non è privata, perché basta che uno faccia uno screenshot e poi lo mandi a qualcun altro, ed ecco che quello che io ho detto un po' forse con imprudenza in una chat che pensavo tra 2 persone, ecco che diventa riproducibile ovunque. Quindi queste sono cose che tutti possiamo fare, cioè contenerci un po' di più. Poi, nonostante tutto questo, succede che saltino, cioè che si tappi la vena, questo è normale. Cioè in questo fine settimana, potete chiedere a Bruno, ho più volte pensato di, non lo so, sbranare i gatti o fare altre cose terrificanti perché non ne potevo più delle risposte sardoniche che si prendeva la crusca online per questa storia di uscire il cane, no? Per cui figurarsi, certo, sbagliamo anche noi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Bruno. No, soltanto dire che sono molto d'accordo, cioè qua ci dobbiamo intendere soprattutto su cosa teniamo acceso e cosa spegniamo. Se la prospettiva è smartphone, benissimo, bisogna spegnerlo in certi momenti, è chiaro è. Il problema è se spegnere significa spegnere l'idea che ormai viviamo interconnessi, che ci piaccia o no, acceso o no lo smartphone, noi vivremo in un mondo fatto di terrapiattisti che ci abitano accanto, uso i terrapiattisti tanto per continuare nel filone, ma potrei dire altre cose, che ci abitano accanto, e se la soluzione è far finta di non essere interconnessi e continuare a studiare la geografia astronomica come abbiamo fatto fino adesso, cioè ripetimi il libro e ti metto il voto,
finirà che domani io non so com'è attuale la situazione, non so dare risposte ai terrapiattisti. Ora poi non è che rispondendogli li convinco i terrapiattisti, mettiamoci d'accordo, perché spesso in molte discussioni l'altro non lo convinci, ma serve più a te, serve più al cittadino che ha bisogno di sapere argomentare perché la Terra è rotonda, e invece spesso sappiamo che la Terra è rotonda perché un giorno avevamo di fronte una signora che era la maestra che se gli dicevi la cosa scritta sul libro ti metteva il buon voto. Questo stesso riflesso è quello che poi quando accendiamo il benedetto smartphone e leggiamo, stavo per dire la testata ma non voglio dirla, una certa testata che ci dice esci il cane, si può dire l'ha detto la Crusca, diciamo beh, lo stiamo leggendo, e ci viene quel riflesso dell'epoca. Allora, l'accensione non è tanto dello strumento, l'accensione è nel dire dobbiamo far entrare la situazione di interconnessione in cui viviamo nelle scuole, nelle famiglie, nei centri culturali, come stiamo facendo stasera, ovunque, da tutte le parti bisogna farlo entrare, perché questo richiede una complessità maggiore. Detto questo, certe cose si fanno senza lo smartphone e sono bellissime, sono meravigliose, sono importanti, ma anche senza lo smartphone rimarremo connessi. Quindi, come dire, è un aggiungere, non è un togliere o fare la gara. Senz'altro, e questo è molto importante perché è un'esperienza che raccontiamo nel libro, che è successa a me, dopo una lezione in una certa università d'Italia, e una lezione partecipatissima da parte degli studenti, erano soprattutto studentesse, io torno a casa felicissimo di questa lezione di comunicazione così bella e incomincio ad avere su Facebook una serie di richieste d'amicizia da parte di ragazze un po' discinte, in pose sexy, in pose provocatorie, e penso è una di queste ondate di finti profili, sapete, succede, no? Ogni tanto a qualcuno gli arrivano le infermiere con i nomi Estetista di Parigi. Sì, esattamente, no? Allora io dicevo, vabbè, sarà un'ondata di studentesse discinte in pose sexy. Erano le studentesse della lezione del pomeriggio che mi chiedevano l'amicizia. Allora io in quel momento ho proprio visto questo stacco online-offline, cioè quelle ragazze, quelle studentesse che in classe erano state in grado di comportarsi nel modo adeguato in pubblico con il professore, ma in un pubblico ristrettissimo, cioè eravamo io e loro 200, mentre nel pubblico di 34 milioni di persone che sono il pubblico di Facebook, invece avevano scelto una foto che dico, io non voglio fare moralismo, che sono sicuro che non si sentano rappresentate appieno da quella foto. Io non è che voglio dire non ci si può mettere in pose sexy, ognuno faccia quello che vuole, ma l'importante è che ne sia consapevole. Questo stacco ci ha preoccupati, cioè addirittura che forse ogni tanto questa idea della disconnessione, del far finta che non siamo più così interconnessi, ha provocato delle lacune di consapevolezza, e la consapevolezza è potere. Cioè il potere di gestire la propria immagine è molto importante che sia diffuso. È molto importante non fare sacche di esclusione di persone che non sono in grado di presentare se stesse in società. Cioè questa è una discriminazione, un'esclusione sociale grave che sta creando anche dei disagi forti. Quindi si deve spegnere e lo smartphone eccetera, ma si deve tenere acceso il fatto che abbiamo questa sfida. Invece cosa soffro online? Gli screenshot, l'ha detto Vera e finisco qua, ma io veramente soffro questa cosa degli screenshot, sono una cosa terrificante gli screenshot, li soffro perché li ricevo, persone mi dicono guarda che cosa mi ha scritto, ora sto iniziando una nuova pratica che è quella di quando qualcuno mi manda uno screenshot di una sua conversazione privata con l'altro, gli chiedo, lo cancello e gli chiedo per favore di casomai telefonarmi o parlarmene, chiedendo prenditi la responsabilità di tradire la tua conversazione con l'altro, almeno sia tu ne sei più consapevole e anch'io, perché invece questo passaggio di verbali, tipo intercettazioni, che sono semplicemente le prendiamo come immagini, sta rompendo moltissime conversazioni private e qua secondo me dobbiamo fare qualcosa. Io questo proprio lo soffro personalmente e mi immagino chissà quanti miei messaggi privati hanno fatto questa fine. Infatti la seconda cosa che cerco di fare, anche se è faticosissima, certe cose davvero bisogna parlarsene faccia a faccia o perlomeno al telefono. A quel punto bisogna proprio essere intercettati in modo, no? Però, sì, però almeno quando consegno qualcosa a qualcun altro con le mie parole, poi l'altro certo che può tradirmi, certo che l'altro può andare a parlare di quella conversazione, ma almeno si deve prendere la responsabilità di rielaborarla lui. Ah sì, Eliseo, che si era trattenuto prima. No. Dico... Sì, è acceso. Vai. Dico cosa mi è piaciuto del libro. Anch'io sono un utente online, però non ho moltissimo tempo e
su Facebook faccio un'operazione soprattutto di condivisione nella rete di informazioni che mi sembrano interessanti. E un inciso solamente, facendo un incontro con gli studenti, uno che segue, esperto nel curriculum, mi diceva che alcune aziende, adesso non so se il dato sia vero, bisogna andare a verificarlo, però la persona era autorevole, quindi seguo un po' i vostri crismi, ha detto che a monte un 40% dei curricula vengono eliminati prima di chiamarlo perché vanno, come avete detto voi, su Google e quindi i ragazzi non lo sanno, presentano i curricula bellissimi, ma prima ne hanno pacchi, vanno a vedere. Allora, io il libro l'ho anche molto apprezzato e poi vengo alla domanda, per questo motivo, perché viaggiando sulla rete non tantissimo, ma facendo anche lavoro come insegnante quando ero anche avendo relazioni pubbliche, quindi sono molte relazioni offline, cioè fisiche, io mi sono accorto che molti dei consigli, io l'ho preso così, che voi date, andrebbero applicate per me nella vita reale, perché io mi sto accorgendo che molte delle discussioni che vedo e non sono più in grado di sopportare alla televisione, quindi non siamo online, ma le modalità di comunicare, di intervenire, ma adesso purtroppo, dico purtroppo, anche nelle relazioni personali, lo dico per esperienza anche facendo politica, quando io per esempio ci metto la faccia in piazza perché devo dar fuori i volantini, alcune reazioni ma violente che non ero abituato neanche nei momenti più difficili della mia storia politica ad avere, le riscontro lì. Quindi la domanda è, io sì sono preoccupato di quello che avviene online, ma e non riesco a capire a causa-effetto se quell'effetto lì si sta trasferendo nella vita privata, cioè reale, o se quello che sta avvenendo nella vita reale che poi va a influenzare quello che avviene sulla rete. Perché se io devo fare un'operazione di coltivazione alla mia età o meno, se devo investire e seguire i vostri consigli, rimango con i piedi nella vita reale, faccio il possibile per non essere un cattivo comunicatore online, però io parto lì perché poi alla fine è quello che a me interessa, è i rapporti personali. Capisco per i giovani o per altri possa essere diverso, però io ho notato che c'è questo imbarbarimento che è terribile in questi ultimi anni, che prima non c'era. Inizio io? No, tanto stavolta sarò breve, davvero, prometto. Io penso che sia una relazione bidirezionale, cioè che da una parte riproduciamo online comportamenti della vita reale, che del resto sono frutto di decine di anni di condizionamento anche nel modo, per esempio, di portare avanti il dibattito pubblico. Bruno fa sempre l'esempio dei talk show televisivi o delle paginate di giornale che ci abituano all'idea che qualsiasi opinione debba essere polarizzata, cioè o sei a favore o contro qualsiasi cosa, che sia l'eutanasia, che sia appunto i vaccini, che sia una parte politica, ti devi sempre dichiarare o bianco o nero, non c'è una via di mezzo. Questo viene anche amplificato dalla rete. Sicuramente c'è anche un'influenza nel senso opposto, cioè certe forme di forse disinibizione anche che noi sperimentiamo online a causa anche del fatto che è una comunicazione mediata, poi ci portano magari a essere più violenti, più espliciti anche nell'offline. Non lo escluderei. Però in entrambi i casi, ok, ci guardiamo in faccia e questo è il problema, cioè c'è un problema. Allora, già il fatto che identifichiamo il problema è metà della soluzione. L'altra metà è imparare a stare in questa situazione ipercomplessa e iperconnessa che è la realtà di oggi. Cioè,
noi tutti credo dobbiamo imparare a viverla meglio. E proprio per il fatto che secondo me non c'è più questa distinzione netta fra online e offline, anche la soluzione, come dire, tracima da un contesto all'altro. Perché io una cosa che notavo anche prima dell'esplosione della rete è la maleducazione e il disinteresse rispetto alla cosa pubblica. Dalla panchina alla fermata dell'autobus, cioè non credo di dire niente, no? La gente che esce dal tabacchino e butta tutti i pezzettini di plastica della confezione della sigaretta per strada. Ecco, già a me quello dà fastidio, perché quello che facciamo online poi è un po' come buttare cartacce. Cioè quando comunichiamo male, in maniera sporca, è un po' come essere inquinanti anche online. Allora, forse a tutto tondo dobbiamo ripensare al fatto che abbiamo bisogno di una specie di autoeducazione civica, ancora prima che un'educazione civica imposta dagli altri. Sì, io vorrei provare a dire queste cose. Per esempio, tendere a parlare dell'altro partendo dal discredito, soprattutto l'avversario, dal discredito che posso gettare su di lui. Non so se vi torna, no? Poi personalizzazione estrema, cioè mettersi davanti come persona, come personaggio, al centro dell'attenzione. E tendenza a parlare, a comunicare facendo vedere solo una parte della realtà, insistendo su quella e omettendo le altre. Dividere sempre tutto pro-contro, vero, falso, in formulazioni binarie alternative. Vi tornano, no? Questi sembrano proprio atteggiamenti comuni che abbiamo ogni volta che discutiamo con qualcun altro, o no? Vi torna? Bene, questi sono gli effetti studiati dalla comunicazione politica prima della rete. Cioè quello che vi ho riassunto tagliandolo con l'accetta, diciamo, per chi magari ha un po' più di studi di comunicazione sulle spalle, sono gli effetti e l'evoluzione delle comunicazioni politiche nelle principali democrazie prima ancora di considerare la rete, che aggiunge altri effetti a questo. Cosa sto cercando di dire con una provocazione? Ma non è che forse in realtà, proprio per come funzioniamo, perché la comunicazione è l'ambito in cui noi diamo forma alle nostre relazioni, le rappresentazioni, i modi, quali sono gli atteggiamenti da tenere o non tenere, cosa riteniamo vincente o perdente nella nostra società, si gioca nella comunicazione. E guardate, questo da sempre, per questo gli imperi avevano i vessilli, le simbologie, le liturgie, erano tutte forme di comunicazione che servivano a dare una forma, no? a dire in che modo possiamo entrare in relazioni gli uni con gli altri. Allora io mi chiedo, non è che forse noi qua oggi stiamo continuando a buttare sulla rete per il nostro attualismo tutti i problemi che invece vengono anche un po' da più lontano, da decenni di televisioni e di giornali fatti in un certo modo, che in effetti a me e a te hanno dato una certa forma come esseri umani, e infatti tendiamo a fare queste cose, che ora con la rete stanno subendo un'ulteriore spinta. Quindi diciamo la situazione si aggrava, ma, e lo ripeto per l'ennesima volta, ci dobbiamo ricordare che stavolta lo smartphone è nelle nostre mani, quindi quella cosa che tu dicevi sacrosanta, dici io voglio anzitutto, hai detto più volte vita reale e vita online, vita reale e vita online, forse questo reale e online, se riusciamo a unirli sempre di più, se riusciamo a dire nella vita connessa e non connessa, in pubblico e in privato, incominciamo a sostituire online con in pubblico e quando non siamo online con in privato, o diciamo forme diverse di privato, no? E credo che questo potrebbe aiutare a ricominciare a dare quella forma, stavolta a rimetterla nella rete, cioè non soltanto subire la forma che è già stata data dalle nostre dinamiche di comunicazione, ma incominciare noi a fare qualcosa, anche qui dentro, anche in piccoli gruppi. Cioè questo è fondamentale e questa cosa non è affatto ottimistica, cioè io ve la dico perché sono spietato, cioè a me sembra ottimista chi dice spegniamo che andrà tutto bene, a me sembra ottimista chi sta aspettando che sia la politica a fare qualcosa. Mi sembra veramente una cosa da bambini, infantile, credere che un giorno arriverà qualcuno a mettere delle regole che ci risolveranno la disinformazione. Mi sembra proprio discorsi da asilo e mi piacerebbe tanto che fosse così, mi piacerebbe tanto quelli che dicono mi cancello dai social così la vita mi migliora. Beato te, siamo ormai invece interconnessi e o ci prendiamo noi la briga di fare la partita, oppure non possiamo fare neanche come si faceva un tempo, perlomeno a Roma si dice, uno se ne andava offeso dalla partita e si portava via pure il pallone, no? Stavolta te ne vai, ma il pallone rimane, la partita continua senza di te e decide per te. Allora il mio non è ottimismo, il mio è essere proprio spietato. O facciamo noi o fanno altri. Prendiamo una decisione.
C'è un'ultima domanda, dopodiché immagino che devo chiudere. Sì. Buonasera. Buonasera. La vostra presenza qui per me è un caso, nel senso che ho comperato il vostro libro prima di sapere che sareste venuti qua, quindi il mio interesse è duplice questa sera. E se l'ho comprato è perché ho letto in qualche modo una critica su di voi da parte di un potente influencer che è stato nostro ospite qui, Roberto Burioni. Accidenti. Allora, avete presente cosa ha detto Roberto Burioni di voi? Ha criticato come voi avete criticato il Burioni. Allora, non sono arrivato a quel punto di quel capitolo, però penso sia una cosa che potresti un attimo sviluppare adesso. Grazie. Fighissimo questo. Ma intanto, Andiamo cioè, incredibile essere arrivati fino a Burioni. Ma allora, purtroppo la realtà è che noi non critichiamo Burioni, ma critichiamo un modo di porsi in cui a volte casca anche Burioni, che è quello che in rete si definisce il blastare. Blastare dall'inglese to blast, no? Vuol dire fare esplodere, e in sostanza è dare dello scemo allo scemo sulla pubblica piazza, sostanzialmente esponendo il famoso imbecille di Eco a pubblico ludibrio. Quello che noi diciamo nel libro e viene dalla nostra esperienza di social media manager, di profili che potrebbero blastare quando uno dice una castroneria, è che il blastare non serve, non è generativo. Cioè, secondo noi, ma diciamo avendolo provato sul campo in molti anni, se arriva uno che dice una cosa sciocca, proprio scema, nel campo in cui tu sei competente e tu in tutta risposta gli dici sei un cretino, vai a studiare, riempi il tuo cervello di studio come ho fatto io perché così con la zucca vuota non sai ragionare, ecco che la zucca vuota non si mette improvvisamente, non ha un pentimento, non ha una conversione sulla via di Damasco, non inizia a studiare, ma anzi cosa fa? Si chiude ancora di più nella sua, di nuovo termine tecnico, echo chamber, cioè la sua camera dell'eco dove stanno gli altri che la pensano come lui. È vero che come esempio di blastare citiamo un esempio di Burioni, perché c'è un esempio in cui un signore dice lei mi conferma, lei mi può dire che i vaccini sono sicuri al 100%? E lui risponde l'unica cosa sicura al 100% è la sua ignoranza. Ora, lo si può rigirare come si vuole, fra l'altro io non ho particolare antipatia per Burioni in sé, ma questa notizia non ha fatto altro che far chiudere a riccio ancora di più la persona che aveva fatto la domanda. Quando io penso che ogni esperto del suo campo, in questo momento in particolare, per tutta una serie di cose che abbiamo discusso anche stasera, ha il dovere di cercare di spiegare, non di dire lei è scemo, vada a studiare. Fra l'altro, io non trovo che sia una soluzione, proprio nel campo dei vaccini, fra l'altro, nemmeno dire lei mi deve credere perché io sono quello che sa le cose. Perché non è che in passato, per esempio in ambito medico, non siano state fatte, come dire, non siano successe delle cose a discapito del paziente. A me viene sempre in mente il caso della talidomide, ve la ricordate? Che venne su una generazione di ragazzini focomelici perché questo calmante veniva prescritto alle donne incinte e apparentemente era sicuro. Ora, premesso che io sono a favore dei vaccini, per cui non sto parlando da posizioni antiburioniche, quello che noi diciamo nel libro è quell'atteggiamento particolare lì non è fecondo, non porta da nessuna parte. Sì, io voglio dire che in realtà noi proponiamo un metodo che non funziona. Non funziona. Perché le persone non funzionano. Perché non è un meccanismo. I meccanismi sono di questo tipo. Una volta un medico che lavorava in Africa e doveva fare un'operazione, tra l'altro proprio di vaccino, in tutti i villaggi. Che cosa aveva fatto? Aveva a disposizione militari locali che dovevano andare nei villaggi con le dosi di vaccino e vaccinare tutti i figli dei genitori nel villaggio. Ovviamente quello che succedeva
è che i genitori del villaggio corrompevano i militari dandogli quello che potevano pur di non avere il vaccino. I militari si facevano corrompere, buttavano le dosi di vaccino e non riuscivano a fare queste vaccinazioni. Hanno provato a fargli corsi di formazione, non sono serviti. Alla fine hanno preso lo stregone del luogo che ha detto ai militari: sono maledetti quelli che non vaccinano i bambini, e hanno vaccinato tutti. Questo metodo questo qui funziona. Questa cosa qui effettivamente funziona. Cioè a volte esistono dei meccanismi che si possono usare di esclusione, azzittire quelli che non capiscono niente, controllare chi può parlare e chi no, tappare le conseguenze dell'ignoranza per fare in modo che tutto funzioni. E questi qui sono metodi che funzionano e vanno bene. Noi però facciamo una cosa alla Don Milani, purtroppo, e diciamo: noi non ci accontentiamo di vaccinare soltanto tutti i villaggi, noi vogliamo anche far capire perché è bene vaccinarsi. Certo, è vero che la priorità all'emergenza è far arrivare i vaccini, sono d'accordo, nel caso se torniamo all'Africa, dico, è vero che la priorità in certi casi c'è l'emergenza e bisogna fare questo, però è anche importante ricordarci che non si può perdere quel non uno di meno, quell'escluso socialmente, quell'escluso culturalmente, di cui ci dobbiamo occupare, e lo abbiamo fatto, in passato lo abbiamo fatto. In Italia siamo arrivati all'alfabetizzazione non solo per il maestro Manzi, anche per il maestro Manzi, ma per quelle maestre che andavano a riprendersi quel ragazzino da cui ho incominciato, che aveva ragione suo padre, non gli serviva leggere e scrivere per coltivare il campo, aveva una sacrosanta ragione. Il punto è che il mondo stava cambiando e quel ragazzino non avrebbe più coltivato un campo per vivere, avrebbe vissuto in una città complicata, dovendosi muovere tra lavori complessi e dovendo articolare una vita che in una democrazia che si stava sviluppando era molto di più che coltivare un campo. Allora, il nostro metodo è quello fallimentare delle maestrine che andavano a riprendersi i ragazzi nei campi. Qualcosa hanno fatto, mi sembra, nel nostro paese. Bisogna continuare così. Detto questo, ognuno applichi il suo metodo come preferisce. Cioè, secondo me, quello che fa Burioni a me sembra interessante perché, come diceva Vera, molto spesso blasta, ma altrettanto spesso fa informazione medica, spiega le cose, il sito che ha aperto è davvero valido e va consultato perché ha informazioni attendibili e sempre ci servono fonti attendibili, quindi anche lì non è che si riduce tutta l'attività di Burioni al blastare. Diciamo che è un buon esempio di polarizzazione dell'informazione. Sì, esatto. Non è la prima volta che lo sentiamo, siccome l'esempio che noi citiamo è di Burioni, ma voglio dire, nero su bianco. Però ecco, allora... interessante, rimarrei su questa idea che qualcuno si dovrà pure occupare di chi rimane escluso. Noi preferiamo fare quello, è un po' più faticoso, ma crediamo che valga la pena. Grazie, bene. Beh, secondo me il problema dei terapeutisti però è destinato a risolversi da sé, perché so che stanno organizzando una crociera senza GPS, perché credo che almeno quello non serve blastarli. Infatti. Grazie a tutti, grazie ai nostri Grazie e a voi. buona serata a tutti. Grazie a Filippo anche. Sì, grazie, vero. Va. Niente.